le ragioni sono le ragioni di un paese diviso in due parti, una parte che soffre e chiede una modifica sostanziale alla legge di bilancio e l'altra parte che è quella che sta benissimo perché non paga le tasse e perché quando è in difficoltà sotto il profilo della sanità se la può pagare, perché poi l'altra grande questione è una sanità che si sposta sempre più in una dimensione da spirito privato, quindi chi ha i soldi si cura, chi non li ha non si cura. Questo noi diciamo che bisognerebbe intervenire e cambiare verso rispetto a una lotta seria all'evasione e all'elusione, all'evasione contributiva e poi cominciare ad avere una visione di questo Paese, quale politica industriale, quale politica per i giovani, quale politica per le donne. Dalle pensioni, Basili, Continuiamo a ripetere che questa manovra è assolutamente sbagliata. La riduzione del cuneo era già stata prevista l'anno scorso, non va un euro in più in tasca di lavoratori e pensionati. L'inflazione cresce all'impazzata del 17% nell'ultimo triennio e i soldi che in più non vengono messi non bastano alle persone per arrivare a fine mese. Il 63% delle famiglie, sono i dati Eurostat, non arriva a fine mese. Cresce la povertà assoluta, abbiamo sempre più persone che non ce la fanno più, che sono davvero in condizione di totale indigenza, oltre 1.300.000 persone. A fronte di tutto questo il governo non prende misure, non incentiva invece l'incremento dell'occupazione, l'incremento dei salari, non mette i soldi in tasca ai lavoratori, riduce le risorse legate allo Stato sociale, in particolare alla sanità, all'istruzione. Le persone non sono più in grado di curarsi, devono aspettare tempi immani rispetto alle liste di attesa.